Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati al secondo appuntamento live di friulitv.net, aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con la cronaca. Infortunio questa mattina a Mariano del Friuli, un operaio è stato colpito da una scarica elettrica, il tutto verso le 10 mentre stava operando all'interno del dismesso stabilimento Italsvenska. Sono stati i colleghi ad allertare i soccorsi, sul posto l'ambulanza con gli operatori sanitari a bordo. Vista la gravità è stata allertata l'Eli ambulanza sulla quale l'operaio è stato caricato e successivamente trasferito all'ospedale di Catinara, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, per fortuna grave sì, ripetiamo, ma fuori pericolo di vita secondo le ultime notizie. Pare che all'interno della fabbrica ci fosse ancora della corrente elettrica per la presenza di una cabina di alimentazione su cui la persona stava operando. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo per gli accertamenti di legge e una squadra dei vigili del fuoco giunta da Gorizia. Buone notizie invece giungono da Padova in merito alle condizioni di salute della bimba di 13 mesi di Gorizia, rimasta ustionata nella giornata di ieri causa una pentola con acqua bollente che si era accidentalmente rovesciata addosso all'interno della propria abitazione. La bimba resta sedata ancora per qualche giorno al centro Grandi Ustionati Patavino, ma secondo le notizie che ci sono giunte in redazione le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto apparso nel primo momento dell'intervento da parte dei sanitari. Parliamo di confine, di Covid, di tutti, insomma, fare massima attenzione per chi va in Slovenia, perché sono iniziati ai valichi di Fernetti e Rabuiese i controlli da parte della polizia slovena dopo l'entrata in vigore delle norme Covid-19, da tempo comunicato dal governo centrale di Lubiana, con tamponi eseguiti sul posto e controllo dei Green Pass. Nella giornata odierna 3 persone sono state denunciate per non aver rispettato le norme antipandemiche. Dunque rizzare bene le orecchie, come si dice in questi casi. Andiamo a chiudere con la notizia già data in apertura nella prima edizione, chiaramente questa è una foto d'archivio, per parlare di immigrazione. Nuovi gruppi di migranti giunti in Italia attraverso la rotta balcanica sono stati rintracciati questa mattina dalle forze dell'ordine nella zona di San Dordigo della Valle. In totale sono oltre un centinaio le persone individuate, provengono per lo più dal Bangladesh, Pakistan e Turchia. Sono in corso in queste ore nella struttura di Fernetti della Polizia di Frontiera le procedure di identificazione e di profilassi sanitaria nel rispetto delle normative anti-Covid. Domenica erano stati rintracciati, sempre nei pressi dell'area della provincia di Trieste, altri gruppi di immigrati per un totale di circa 150 persone. E con questa notizia chiudiamo qui questo appuntamento flash del primo pomeriggio, vi diamo appuntamento più tardi con uno speciale Friuli TV dedicato a Horizon Informatica, 15-15-10 al massimo. Le altre notizie chiaramente sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.